in 7 mosse. Arrenditi. Sì! 7 mosse, ragazzi. Buongiorno amici di Matto Scacco, stasera stanno giocando per il torneo dei candidati, ma dato che la partita finirà molto tardi, andiamo a continuare la serie del gioco finché non perdo. Siamo sull'account di Matto Scacco 300, partite blitz a 5 minuti, speriamo di farne tante prima di perdere, così ci divertiamo un po'. Andiamo, premove di cavallo F6, premove, Pensavo che... quanto mi diverto con sta difesa Liekin. Mamma mia, quanto è divertente. È veramente tanto divertente. E guardate come anche i giocatori da 1900 punti perdono i pezzi. Qui ha perso il pezzo... Ha perso la regina. Bello, bello, bello. 1900 punti, battuto in... Arrenditi. In 7 mosse. Arrenditi. Sì! 7 mosse, ragazzi. Voglio vedere la precisione, voglio vedere la precisione. Attenzione. Attenzione, potrei fare il 100%. Attenzione, il 100%. Sì! 100% ragazzi. Io direi che la partita può finire qui, può chiudersi qui. Madonna, 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 madonna. Che giocare sto Matto Scacco 300. Allora, visto che siamo pronti, potrei anche perdere in brutto modo con un altrettanto matto in 7 mosse. Madonna, devo farci un corso sulla Liekin, è troppo divertente. Poi gli avversari non la conoscono, non giocano, non sanno cosa giocare. Troppo bella, veramente dà tantissime soddisfaction. Soddisfaction. Cos'è? Ok, intanto questo personaggio... Questa va fatta. E va fatta anche... aspetta, che qui ci sono cose interessanti. Però questa io ti posso fare in realtà. Questa... Sì, c'è questa. Perché se tu mi fai questa, io ti faccio questa, poi c'è cavallo C2. Giusto, no? Devi catturarmi qua. E così, catturandomi qui, ti sei chiuso la diagonale. E cosa buona e giusta, ragazzi, cosa buona e giusta. Tra l'altro sto giocando come se fosse una super blitz. Sì, funziona. Devi catturare così, perché su questa catturo... Vabbè, può sempre catturare qui, però... Posso scegliere se catturare o andare in G6. Ma sai che anche andare in G6 non è male. Anche andare in G6 non è male. Così attacco lungo la colonna C. C'è lo scacco qui. Oh, madonna, c'è lo scacco lì. Madonna. C'è lo scacco lì. Madonna. Mi costringeva a fare cavallo di 7. Adesso arriva cavallo qui e mi prende l'alfiere. E va bene. Noi possiamo andare in E4 però prima di farcelo catturare, costringendo un indebolimento. Costringendo F3. F3, cioè almeno non te lo to proprio gratis questo alfiere, ma ti faccio indebolire un pochettino. Attenzione a questo pedone di 4, potrebbe accadere qualsiasi cosa, tipo donna B6, alfiere di 6, alfiere per cavallo. Ok, tutto ciò ovviamente solo se spinge il pedone F. È tutto nella mia mente, ragazzi. Va bene, non c'è nulla di ciò che avevo pensato, però va bene. Alfiere di 6, arrocco, torre C8, queste sono le prossime mosse che farò praticamente in automatico. Torre C8, forse ancora prima dell'arrocco, sai? Perché gioco contro questo punto, gioco contro la sua avanzata qua. Che posso fare qui? Posso fare che lui magari spinge in... Che posso fare? Tu dici che lui spinge, vediamo un po' cosa... come si organizza questo amico. Alfiere, ti piacerebbe andare qui o sei una persona onesta? Allora, credo che possa fare la spinta, ma non credo che mi faccia paura. Posso sbagliarmi, ma non credo che mi faccia paura. Veramente dopo faccio arrocco sulla spinta. Se gioca
Esatto, faccio il rocco in premove. Non penso a grandi cose, ecco. Questo è quello che credo, eh. Posso sbagliarmi sicuramente. Cavallo di 7, urge un donna C7, no, perché c'è questo dietro. Cavallo di 7, dai. Che brutto sto cavallo, veramente in posizione ultra passiva. Almeno faccio così, minaccio F6, spinte come F6. Non ho idea di cosa lui possa giocare. Voglio liberare la regina, raga. Di qui non si può liberare, e l'abbiamo capito. Cavallo, cosa mi fai? Cavallo per cavallo, ti mangio con la donna. E la donna non è che sta bene su questa diagonale. Però potrei spingere in questo modo, no? Visto che ormai stiamo giocando in maniera tattica. È cattiva, no, mi sono chiuso l'alfiere. Sono chiuso l'alfiere, vero che c'ho F4, non l'ho vista. Ragazzi. Questa va fatta. Questa va fatta. Ora spingi F4. Che cacchio posso fare qua? No, dai, devo fare questa così, senza provarci nemmeno. Vabbè, l'avrà vista adesso, no? Cioè, che cacchio. Vabbè, va bene. Peccato. Temo che la partita potrebbe ribaltarsi totalmente a questo punto della situazione. Va bene. Potrebbe ribaltarsi, sono sotto di un pedone, ma la situazione è critica. Alfiere F6, non mi dispiace, però c'ho alfiere E5. Esatto. Situazione critica, raga, eh? Proviamo a fare un raddoppino. Un raddoppino, ma a che pro? Non lo so. Non lo so. B6? Ma B6 non fa nulla. Ok. Ma cattura, qui bisogna catturare. Bisogna fare... Ma in realtà cioè, il raddoppio delle torri su sta colonna, sai che non fanno assolutamente nulla. Non fanno assolutamente nulla. E se faccio questa, tu spingi... Proviamo. Idea alfiere G5 che non può spingere F4. Ah, c'è l'idea di pedone C6. C'è l'idea di pedone C6. C'è l'idea di pedone C6. Porca vacca sei forte. Pedone C6. Porca vacca sei forte. Sì, è forte. Fortissima. Non è forte, è fortissima. Ok, andiamo qua. È un incubo, eh. È un incubo questa. Ok, proviamo ad andare qua. Torre per torre. O pedone. Più probabile pedone. Questo è tutto fake, eh? Tutto ciò che sto facendo è fake, non ha alcun senso di esistere. Ok, pedone. Allora, io ci avrei questa. Io ci avrei questa qui. Io ci avrei questa. Provo il tutto per tutto, donna qui. Bisogna provare il tutto per tutto. Come fai a tenere questi due? C'ho il sacrificio, forse. Sacrificio, donna qui e c'ho il perpetuo. C'ho il perpetuo. Se lui spinge un pedone potrei avere il perpetuo. Ok, è vero che va a promozione. Vado sul bianco. Scacco, vado sul bianco, cattura qui. Ah, no, c'ho la torre però. Zitti tutti che c'ho la torre. C'ho la torre. C'ho la torre, vado sul bianco. C'ho la torre. Potrebbe sacrificarmi la regina sulla torre tranquillamente. Tranquillamente. Il re va sul nero e non ha scacchi, né di alfiere né di donna. Premove, re su torre. Premove, re su torre.
Madonna, raga, si sta tenendo una posizione intenibile. Vabbè, aspetta a fare il premuccio. Anche questa e questa. Posizione intenibile. Lui potrebbe organizzarsi come? Così? E prende un'altra regina? No, beh, non fai il tempo, c'ho prima questo. Mamma mia, 18 secondi, raga. Raga, 18 secondi. Raga, 18 secondi. Perché hai fatto sta mossa? Perché mi catturi, vengo qui, scacco, salgo sul bianco. E come fai a vincere la partita? Ora mi fa donna per torre. Scacco, vado sul bianco. Ah, c'era questa, che non l'avevo vista. Vado sul nero, donna. Ci faccio questa. Madonna, cosa avevi calcolato? Ti faccio questa. Mi devi dare scacco all'infinito. Oh! Scacco. Va che forse mi gioco qualcosa. Ah, tutto per tutto. Todos per todos. Todos per todos. Todos per todos, ragazzi. Todos per todos. Arriva il matto. Oh! Mamma mia, cosa ruba? Raga, cosa ruba? Raga, cosa ruba? Oh, mi gaso troppo su ste rubate. Cosa ci posso fare? Io lo dico sempre che il mio soprannome era Robin Hood e va avanti, signori. Va avanti, va avanti, va avanti. Dopo questa rubata, ah, eh sì, giochiamo belli attivi, belli attivi. Ecco, non si può più fare nulla in questo paese del Kaiser. Giochiamo belli attivi. Ci voleva questa, ci voleva, porca vacca. Vabbè, noi attacchiamo in pieno stile Alfa Zero. Noi non ci facciamo compagnia, diceva qualcuno. Allora, ma se io faccio così, giusto, no? Siamo d'accordo tutti che era la mossa giusta. E faccio così. Poi tu metti il cavallo lì. Allora, qui bisogna capire un po' che fare, queste mosse del Kaiser che ho combinato, bisogna capire che fare. Intanto questo va qua. Così posso fare F3 e 4. Va bene. Bene, non posso più farla. In realtà sì, perché mi regali questo? Non è regalato? Sono perso qualcosa? Sai che è regalato, eh? Regalato, bene, bene, bene. I regali sono sempre... Forse era meglio con l'altro, aprivo la regina, porca vacca. F3, tu verrai qui sicuro, cavallo qui sospeso. Devo fare qualcosa però. A meno che catturo e cavallo qui. Posso farla, posso farla. Sono non indietro di sviluppo, di più. Faccio veramente schifo. Questa la posso fare, perché su questa... No dai, non posso fare F3, seriamente. Cioè, non la posso giocare. Per dignità proprio. Donna di 5. Ha senso di esistere? Lo scopriremo fra poco. Donna di 5, un po' di attacchini, un po' di pressione. Non fa assolutamente nulla, ma almeno gioco per l'arrocco lungo. Gioco per l'arrocco lungo. Questo qua F6 non può farla. C'è la donna. Attacco la sua donna, magari va sul... Ovviamente non ho intenzione di catturare qui perché se voglio roccare lungo... c'era questa 10 anni e mezzo fa. Spero di non perdermi qualcosa, voglio fare arrocco lungo. Arrocco lungo perdo questo dopo. Cavallo B6. Cavallo B6. Questo qua. Senti, io mi sono veramente scocciato. Che si fa? Che fare? Dove andare?
Brutta position. Brutta position. Questo, cavallo B6. Donna D3, alfiere F5. Arrocco lungo, cavallo B6. Non ho idea, ragazzi. Sapete che non ho idea di cosa fare? Cioè, non so cosa fare. Zero totale. Partiamo da questa, va? Portiamo via i pezzi sospesi. Zero idee, proprio zero. Torre a D8, no, non puoi farla per fortuna. Fammi andare qui sul bianco. Dove ti attacco l'alfiere? Ovviamente ci sarà l'alfiere 6. Vabbè, ovviamente su cavallo qui perde l'alfierino. Benissimo, era, era quello che volevamo. Adesso mi sento molto più tranquillo. Cavallo C4. Ok, posso arroccare? Sì, cambio tutto, scusa. Sì, certo che cambio tutto. E3, sto bene dopo E3. Sto molto bene dopo E3. Questo posso spingerlo. Allora, vediamo qui come organizzare la roba. Alfiere C4. Sì. Ok, 1 minuto e 20. Questa sembra buona anche questa. Però devo prima arroccare, senti. Fammi arroccare. Arrocco, poi c'è 4. Se faccio questa. Giusto per sapere, Questa dovrebbe essere più forte perché ti minaccio la torre. 1 minuto, raga, 1 minuto. 1 minuto qui Robin Hood potrebbe non rubare più abbastanza. Dove fai torre qui? Dove fai torre qui? Devo scappare in D2 con l'alfiere. Niente. Scelto per questa. E vabbè, a questo punto cambio tutto. Mi sembra la strategia più easy per vincere. Ah, tra l'altro c'era anche questo, vabbè. Andiamo su. Andiamo su. Allora, avanziamo e avanziamo. Avanziamo. Ok, amico, mi hai rotto i marrones. Come posso dirti in un'altra lingua? Vorrei cambiare un paio di torri, se fosse possibile. Se fosse possibile mi piacerebbe. Poi magari non è possibile, però questo è quello che vorrei. Questo è quello che vorrei fare. Vai. Scacco sicuro. Ok. Vediamo un po' se cade questo. Dovrebbe cadere, in teoria. In teoria.
In teoria. In teoria, porca di quella vacca. Madonna, che battiti. Ah, ho perso la torre. Hai visto che fenomeno che sono? Ah, ho perso tutto, ho perso tutto, ho perso tutto. Ho perso tutto! No, maledetto! Maledetto! Che partita che mi ha rubato! Che partita che mi ha rubato! Ragazzi, finisce qui. Finisce qui, a malincuore questa serie. Sono stato lento come... Sono andato in panico col poco tempo, con la torre in più. Qui sono andato in panico. Come la devo chiudere? Qui eccesso di prudenza. Potevo giocare subito torre qui, no? Eh sì, perché se io catturavo questo pedone, poi catturavo questo era già qui pronto per andare a promozione. Ci ho messo 1000 anni per fare quel piano. Ora, tutto quello che devo fare era questo. Perché non l'ho fatto? L'ho fatto. Ah, ecco, non riuscivo a spingere. E per forza devo mettere la torre dietro per prima di spingere. Va bene ragazzi, spero che vi siate divertiti anche oggi, puntatona, e ci vediamo alla prossima. Ciao!